Probabilmente Papa Francesco le starà già leggendo e chissà, magari starà già pensando di rispondere con una telefonata di vicinanza e solidarietà. Sono le lettere che il Comitato Domenicano Grazia Italia e Don Enrico Torta, parroco di Dese, sono andati a Roma a consegnare personalmente nelle mani di Monsignor Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. La delegazione fa sapere che l'Alto Prelato Vicentino ha ascoltato con molta attenzione il movimento delle commesse che si muove contro le aperture domenicali e ha ribadito di comprendere le difficoltà che stanno vivendo soprattutto i piccoli commercianti che devono lottare ogni giorno per la sopravvivenza delle proprie attività soffocate dalla grande distribuzione. Impedire ai lavoratori del commercio di vivere la domenica con i propri cari in un periodo di crisi della famiglia è come ledere i diritti fondamentali della persona. E probabilmente ha pensato proprio a questo una dei primi fedeli che ha per così dire acceso la candelina virtuale nel blog per Papa Francesco aperto in collaborazione con il Messaggero di Sant'Antonio. Affido alla tua preghiera, Papa Francesco, tutte le donne perché siano sempre rispettate nei loro diritti fondamentali, nelle loro persone e nella professione di fede. Scrive Lorena ringraziando il Santo Padre. Di certo la fiammella digitale non potrà sostituire la classica candela accesa nei presbiteri delle chiese, ma sicuramente si tratta di un sistema veloce e accessibile a tutti, anche a quanti non hanno la possibilità di spostarsi da casa per essere vicini nella preghiera a Papa Francesco in occasione dell'anniversario della sua elezione, il 13 marzo. Si potranno inviare le intenzioni di preghiera, magari anche con una foto, a info@unattimo-di-pace.it. Poi la candelina potrà risplendere sul web, ammirata chissà, forse anche da Papa Francesco.